Prima frazione che va in archivio con la Nottoli Nuoto che aveva in acqua Mattia Zuin e dunque 23-91, poi Team Veneto Hydros nell'ordine. Metà gara Plenty Veneto davanti con la seconda frazione di Toniato e poi Hydros si porta in terza posizione la Polisportiva Noale. Marin terza frazione lascia spazio a Peron, il Team Veneto davanti a tutti 1:10:98, poi l'Hydros 1:12:77, Polisportiva Noale 1:14:56. Siamo all'ultima frazione della prima serie della staffetta maschile. Conclusione con il Team Veneto che tocca 1:34:60, al secondo posto 1:36:91 l'Unione Sportiva Hydros, la Polisportiva Noale chiude terza 1:38:34. A questo punto, mentre attendiamo i risultati ufficiali della staffetta femminile, andiamo in zona